Una sorpresa, un regalo qua a Calzenna da Fabrizio Vendramin, questo artista straordinario. Se vediamo l'opera finita, l'opera, come si può definire? L'opera alla rovescia? Sì, dicono sì, opera al contrario, o comunque sottosopra, alla rovescia, va bene tutto. Da dove nasce questa idea? Ma è nata un po' per gioco, un po' per caso, insegnando ai miei allievi disegno. Uno degli esercizi che do da fare è di prendere un'immagine, capovolgerla e far sì che loro devono copiare l'immagine capovolta per poter concentrarsi meglio sui particolari. Da lì mi è venuta un'idea di fare una dimostrazione loro a scuola e poi così è nato come uno spettacolo vero e proprio, aggiungendoci la musica. Ecco, noi l'abbiamo vista anche in TV, se non sbaglio su Italia Got Talent, può essere? Sì, ho avuto la fortuna di vincere la seconda edizione di Italia Got Talent, quindi nel 2011, e da allora sono in giro per l'Italia e all'estero a fare queste performance. Dicono che siamo una decina in tutto il mondo a fare questo tipo di action painting, è così veloce in modo appunto alla rovescia. Quindi è ancora un hobby o è diventata una professione? No, è diventata una professione, perché vengo costantemente chiamato per gli spettacoli, dal teatro alla piazza, convention aziendale, eventi anche internazionali, quindi è ormai il mio lavoro, la mia passione ma il mio lavoro. Ecco, ultima domanda, lei è la prima volta che viene in Polesine? La seconda, sono stato lo scorso anno d'estate, mi ha affascinato e questa volta ci sono ritornato più che volentieri. E se dovesse fare una fotografia, un disegno sul Polesine, cosa farebbe? Alla rovescia? Capovolta? No, non saprei. Intanto mi devo comunque ispirare al paesaggio e poi quello che accade accade.